Allora, a dove a scuola? Chi dice? Come si presenta? O nostro progetto Ie- si presenta pro emotiva per un meio, Allora, un nostro, siamo tutti. dice un nostro progetto, chi dice il suo progetto? Allora, o nostro progetto, che è stato incubato, di un progetto intitolato Basidiade pedagogiche e letterarie di Corsica in Casinca. D'accordo. Allora, quando abbiamo parlato di suo progetto, abbiamo detto che c'era due dimensioni, una Sì, dimensione, diciamo, fisica di Basigliada non al territorio, sì, e questo il territorio sarebbe quello di di Uiscuado Casinca in e Bisquad. più in generale di Agasinca. E così c'è forse un itinerario particolare, ce ne vuoi parlare come così dopo vedremo di sicuro, ma Donc, piuttosto l'aspetto di uvora, so lui. yeah. Donc, di regola, per o erano, d'aprile o di maggio, faremo una spaziata con paesani di Uisquado che conoscono assai i zoologhi. Ah, quello è importante, mi permetto di darti o di farti piantare così, perché ci hai detto prima che c'era un vantaggio di essere vicina alla E popolazione o che quebera, la popolazione fosse vicina alla scuola. di E perché, giusto appunto. allora, così come se deve passare in maniera concreta, spiegami un po'. Allora, siamo in paese bella sicura e tutto il mondo o meno si conosce. E di vera che quando hanno saputo che c'era un progetto con la scuola patrimoniale, culturale e letterario, tutto il mondo assai mondo hanno voluto partecipare, impegnarsi in questo progetto perché tocca veramente il paese di uso paese. E di perché sta parlando di questo progetto che un paesano si è proposto di portare degli scolari o maestri di noi in certi luoghi per spiegare ad ubunimia o luogo perché si chiama così, perché è stato inventato questo nome e tutto questo. Dunque, è vero che è un arricchiscimento, mi ripeto. E allora, su paesano uguale come si chiama? Si può dare Allora, o... Cine... Sono Allora, pochi, ie- sono pochi. allora, c'est proposto, monsieur Allora Comp... hai fatto un De concorso? perché è stato messo un listino e ogni anno c'è qualche sera chi si iscrive. E fai Donc, un casting, allora. de perché, ecco. No, Fai un donc, casting paesano. castigo paesano gazinchese. Donc, c'è monsieur Comparetti, Mimi, che ci ha assai aiutato. C'è mamma Marione Virginie, che si conosce assai di noi in uso paese e zoologhi. C'è monsieur Antomarchi Philippe, qui spaziade di noi, qui fa spaziade. E cu, voilà, donc c'è tre persone disponibili per aiutarci, Boh, per un allora logo, per spaziade. come conti di militarizzarli questi? Diremo. Dunque, Monsieur Comparetti, Mimi Comparetti, Mimi di un Compa- responsabile, si può dire, di un museo di un squadro che si Ah, chiama allora Memoria, scusa, si occupa di un museo. ti volevo domandare di no, perché ci hai parlato di un paese, di Abieve, ehm, e c'è una Meria, E è bella sicura, c'è la nostra dunque, mairie, una qua- nostra gara mairie. qual è il suo rapporto, diciamo, tra il progetto, che parleremo dopo, diciamo, le differenti istituzioni locali? Dunque, qua a Casa Comuna, allora, il nostro maire si chiama Benoît Bruzzi e la sua squadra, dunque, sono assai numerosi e assai attenti a scuola. Veramente, hanno sempre una rete aperta per noi. E dunque, quando abbiamo parlato di questo progetto, Ah, avete parlato del progetto già? Beh, durante il benissimo. consiglio di scuola, Ah, sono stati veramente contenti di una maniera di noi di mettere in valore il paese, di mettere in valore la sua scuola per yeah, la casa comune, di mettere in valore una scuola che è rurale. E quindi è importantissimo di vedere che c'è una ricchezza anche in un certo yeah. luogo appena lontano da città, eccetera.
E che è stato piacevole di mettere in lume dunque il paese, ma di noi qua la sua specificità, la sua ambito, la sua cultura. Allora, Divaga un po'. voltiamo, benissimo, voltiamo a specificità e a specificità di un progetto. Dunque, un progetto è specifico, il vostro progetto è specifico, ma entre noi siamo abituati in un insieme più largo a livello accademico. Ecco, dico io. Dunque, il nostro progetto risponde di noi al progetto accademico di Corsica, che è messo in ballo quest'anno e per ogni scuola di un dipartimento. Ah. Dunque, c'è un quattro... titolo, c'è un titolo? C'è un progetto accademico progetto di Corsica. Dunque, c'è quattro tematiche. La prima dinamica di una scuola hanno vogliamo più vicina di uso territorio. Il secondo punto di una scuola bislingua, plurilingua e cittadina. Il terzo punto di una scuola che si vuole essere valorizzante e inclusiva. E l'ultimo punto di una scuola al servizio di scolaro e di uso progetto. Di per questo che con il nostro progetto veramente abbiamo parecchi punti similari al nostro progetto accademico che noi dobbiamo mettere in piazza dunque, quest'anno e veramente abbiamo similitudini così. Benissimo. Allora, entriamo in dei dettagli. Dunque, non c'è l'interesse di un progetto. Yeah. Allora, se mi posso spiegare, dunque, non c'è che per la scuola, questo progetto, deve parecchi affari. Prima, deve confortare l'attrattività di una scuola che è bislingua in uso territorio e che è un territorio, dunque, mi ripeto, rurale. Dunque, dopo di fatto di disincastrare questa scuola che è rurale verso il vora, apre a scuola. Fa di una scuola che sia un vero spazio di scambio sociale per la dobro di lingua corsa, che è importantissimo di noi. Rinforzare questa lea che la gente tra a scuola e dunque e famiglie. E infine sviluppare una cultura di spartera, di mutualizzazione tra i differenziatori, che è importantissimo per la scuola. Questo progetto di noi può portare per i scolari assai affari. Dunque, s'agisce di dinamizzare il bislinguismo, che è viste noi, volui fare azione in lea con creazione, come il progetto attraverso le vole, o teatro, canzone, e l'ambito sociale. Dopo incoraggiando il contatto con i giovani fuori di scuola, con i nostri partenari, dunque. Conoscendo il nostro patrimonio locale, così i zideli sono più vicini di uso ambito, di uso patrimonio, si impatroniscono veramente di l'ambito in cui tutti i giorni campano e crescono. E infine vogliamo allargare la piazza di Ugorsu, dunque come in media audiovisuale, scoprire l'uso di un numerico e l'imparare pedagogiche, che è un fatto che ciò che porta questo progetto per i scolari. Ja sei ambizioso. E comunque è una broa di a realizzare assai cose, dunque speriamo che i punti qui saranno tocchi. Io penso che direzione, tutte direzioni tematiche, tutti i scopi che tu hai aumentato, penso che sono contenuti in ciò che conosco, anche per noi insegnanti, perché questo progetto, dunque, se mi permetto, apporta per la scuola, apporta per i scolari, ma di noi apporta assai per noi insegnanti. In che senso? Allora, in un senso che ci permette di esplorare differenti piste pedagogiche che sono nuove in scuola e ci permette di noi arricchire il nostro imparare, perché impariamo ogni giorno. Di noi permette di rompere con una certa routine pedagogica, volui di mettere in piazza una dinamica pedagogica di innovazione pedagogica, mi ripeto, e permette di adattare ad altre maniere il nostro funzionamento con l'uso do numerico, con l'uso audiovisuale di scontri e nostre collaborazioni, che tutto questo permette di sfruttare per meglio il nostro progetto e di arricchire il nostro insegnamento di noi.
Allora, di assai mi ripeto anch'io, di assai ambizioso. E si può toccare qualche punto, diciamo, perché è largo, si può toccare qualche punto preciso, la so, intendo una vola, no, E bella sicura, ad una vola che se vuoi volete, abbiamo su conta. a voi contare? E abbiamo su conta, se vuoi Oh, volete. allora, sto assente, allora. Donc, di a vola di Ugubacio e tenga ringrazia Monsieur Comparetti. L'immaginario è di assai importante per un scolaro, per un sidelo, di mantenere tutto questo, permette un arricchiscimento di uso spirito, permette di concepire certi aspetti e ciò la mantiene, e noi cerchiamo veramente a sviluppare questo aspetto immaginario. Allora, sta leggenda si chiama leggenda Allora, di a leggenda di Ugubacio, Ugubacio. Ugubacio di Monsieur Comparetti Mimi, che ci ha fatto scoprire questa leggenda e è stata scelta dunque con i zideli di noi, di Avola che è stata ritenuta per oggi. E allora, Ello come la chiappa? Conosce perché... Allora, agoniscia di già perché di una trasmissione orale a bocca che si vage. Monsieur Comparetti mi ha portato un strato d'articolo di giornale, un giornale isolano, in due tempi va, donc era sortito sta vola. Donc, elle bella sicura agoniscia di già, e di per questo oggi è che qua posso contare. Di questo qui o questo? Wow. Di Ugubac. Ma è in francese? E donc io la do drauta. Ha fatto una traduzione. Allora, qui siamo... Teni una lingua corsa. Scusa, ti interrompo, ma qui siamo giusto appunto o yoga di linguismo che si basa, o di plurilinguismo che si basa da una lingua all'altra e che si basa con l'esercizio di traduzione. Di traduzione, per la sicura. Allora, come l'hai fatto questa traduzione? L'hai fatta parola a parola? No, mi sono impegnata prima di Avola e ho cercato dunque di contarla di maniera intima, se posso dire così, che non è mica fatta parola a parola, non è mica usata sullo scopo di una traduzione per me, per conto allora, mio. se mi posso permettere, è una specie di trasposizione di ciò che si fa nell'oralità tradizionale. E ecco. Per esempio si basa, se tu hai una mina o se tu hai un ordinatore davanti a te, è appena questo che tu fai. Risenti qualcosa o senti qualcosa e lo trascrivo. E lo trascrivi a modo d'oio mettendo su boghettante. Un intimo, un barre, di intimo. E un parole di un lavoro, la traduzione per me di un lavoro personale, di intimo. Ogni traduzione è differente secondo l'individuo. Ma vedi che c'è una contraddizione positiva, ma una contraddizione quantunque, perché si basa di un lavoro collettivo. Collettivo, un lavoro individuale che tocca subito un lavoro collettivo. Ma dopo possiamo fare la traduzione di modo collettivo come l'anno scorso abbiamo fatto con i scolari. Non c'è un progetto che era a livello accademico, non c'è Pinocchio. Era una chance di partecipare e noi abbiamo fatto una traduzione di Pinocchio. Donc, era stato un lavoro collettivo. Ogni zidelo era impegnato a cercare parole, a girare frasi come ogni usantia. È stato un lavoro collettivo. E conti va lo stesso a fare con questi progetti? Bella sicura, di un lavoro collettivo per la traduzione, per la creazione, perché quei colleghi hanno un progetto di noi di fare una canzone. Buono, mettiamo appena da canto Ugubacio e parliamo appena di... Dunque, quei colleghi hanno un progetto di fare creazione, una canzone, hanno principiato con i idee. Di noi cerchiamo, di appena ambizioso, mi penso, dunque, o teatro che è di appena più difficile, dunque stiamo nella canzone, l'arte plastica per il primo giro.
Donc, a scuola moderna vuole partecipare a questo progetto facendo l'arte plastica che permette di sviluppare di noi l'immaginario per ogni idea, ma di modo manuale con la creazione di una maquetta. E a Moscou nanta a vola leggenda in paese di squadro e a mogulega di ciclo drebole di lavorare nanta l'aspetto storico, dunque l'ebiga di giocante e con l'aiuto di Monsieur Gentili e Monsieur Comparetti. Monsieur Gentili che ne sa assai di noi, di un paesano di squadro che ne sa assai nanta la storia. Benissimo. Allora, ritroviamo il nostro Gubaccio. E se posso dire qualcosa in più, di un fatto che dunque, con l'ispezione a Moispedrige dunque, c'era un progetto che è un progetto innovante, a riposto a sta domanda, era a livello accademico di noi, e è stato ritenuto dunque a livello accademico e qua CTC. E donc abbiamo la chance di lavorare in collaborazione con l'ESPE di Corsica, perché il progetto è stato gradito per elli e per noi di noi, donc possiamo lavorare con Madame Antonetti Andulina, che è professore di noi di corso. Donc c'è una collaborazione al di là donc, della nostra scuola, della nostra casa comune, con l'ispezione, con ACTC, con l'ESPE. Ecco. È un progetto diciamo, importante che domanda un'iperattività di squadra. No, è benissimo, ma proprio in senso di collaborazione che ne avevamo anticipato mesi fa quando ne abbiamo parlato di questo e che non potremmo dunque stinzare lunga parecchi mesi e forse parecchi anni perché proveremo. Allora, a nostra voltiamo a Gubaccio, a nostra leggenda. Allora, biglietto un passo, se può dire da consentire. Ci puoi dire prima, diciamo, l'itinerario narrativo che si basa? Allora, dunque, questa volta si basa a Ubunente di un paese di Wisquadu, a Bunta di Giusone, in dove nasce una sorgente che si chiama la Qualcidosa Merciana. E qua su si piatta una grotta assai misteriosa. Oggi possiamo seguire un chiasso montagnole e possiamo scoprire un ciotto scavato in adepa. Ciò dovete vedere, c'è sempre. Tempi vazzi c'era un uomo, zio Simone, era un vecchio pastore che contava che in questa grotta stava un Gubaccio. Era un vero luogo d'inferno. E un giorno un forestiero che spaziava si era ambientato per contemplare il gircondo di un squadro di Agazinca. E l'uomo si era avvicinato da questa grotta per riposarsi. Stanco si era messo dunque qui all'entrata e a un momento dato ha visto a facca, zoppicando, un anolo brutto, goffo come un peccato. Aveva un cabone coperto di capelli grigi e lunghi, aveva gambe storte, con sgriffi ai bei, e le braccia erano assai corte, e le mani erano assai bilose. Faceva paura. E no. Dunque, questo mostruoso personaggio grugnolò una stonda, poi con una risaccia lisse. Qui se non a me, di un moderitorio, oramai t'aspetta un castigo per aver piato un ciasso pericoloso. Ti propongo di scegliere a mano che ti menerà, a mano manca o a mano irrita, spicciati! A mancina era vasciata, a irrita era una viola. Spaventato, il forestiero aveva scelto a mano manca. Ma o Gubaccio un fai di amica sfarenza tra le due mani. Dunque chi si è passato? O buon uomo riceveva una biolata. O gorcio. Poi un anolo si aveva portato la sua vittima in fondo di rotta.
zio Simone narrò un altro fatto, che era accaduto a un sidello viscoacese di 2 anni. Era curioso. E Carlo volia sapere ciò che si passava in una grotta di Udusone. Allora che ha fatto? Un giorno s'affaccò all'orio di un gubaccio. Ma il gobbo era assai annerbato e si scomodato così scimiscia e poi con una risaccia torna lì disse: qui si nota me di un moderitorio. T'aspetta un castigo per essere stato così bellardito. Ti propongo di scegliere a mano chi ti minerà, a mano manca o a mano iritta. Spicciali! E Carlo disegnò a mano manca quella fasciata, ma il zidelone maligno e lesto come uanto li biò a petrade. E udia poi in cabo. Un anno lo perse uso equilibrio e cascò. Sto momento li vuva dale. A biola di asomano irrita li duvuno u corpo. E a sapere da poi, o luogo in cui è morto o gubaccio si chiama Palo Ivero. Vabbè, Ecco, sono un ciacianino. di una di le leggende. Ma allora penso che come si passa quando si conta una favola così in scuola? Come i zitelli come facciano? Perché io poi aveva paura di sicuro, ma ho reagito contro che i Allora, zitelli come facciano? c'è veramente una vera ascolta Ah, quando si parla di evole, di leggende. Vogliono sempre sapere di più, sbagliano sfarenti intimi per ogni zidello, sfarente per la sicura, perché ogni persona è sfarente anche per i zidelli. Certi si può svegliare un sintimo di paura, un sintimo di curiosità perché ne vogliamo sapere di più. Si sveglia di noi un sintimo di sguardo, di ridietto, così. O giambello perché dopo certi poi non bisogna risare i personaggi così. Dunque c'è parecchi intimi così che simboleggiano in scuole con i zideli. ma allora non c'è mica un pericolo, diciamo così, pedagogicamente? Allora, ripeto a stavola ciò che non possiamo fare per questo che a me mi è stata così di lavorare a Nantes, di un fatto che c'è una transdisciplinarità. Voi che attraverso stavola possiamo sfruttarla in parecchi domini. Per un detto qui possiamo sfruttare l'aspetto dunque di un rispetto dell'altro, di un sguardo dell'altro, di abbietà, di creare l'empatia. Allora, volevo domandare quantunque, perché qui c'è un annolo, c'è l'infermità che è messa in scena, diciamo, e il trattamento di un'infermità non è mica, mi pare così rispettoso dell'altro, no? Ecco, è per questo che noi lavoriamo non a tavola per sbucare non l'aspetto dunque dell'educazione morale e civica di una transdisciplinarità e proviamo dunque di svegliare in ogni zidello l'intimo di empatia, creare l'empatia per ogni scolaro, sviluppare tutto questo e capire che ogni persona è differente ma ciò le accetta l'altro, ciò le accetta la sua differenza, ciò le accetta lo sguardo dell'altro e proviamo di va per un meglio giusto appunto per sviluppare e per che la ci sia un ambito sempre così in scuola, creare l'empatia. D'accordo, allora in maniera concreta vuole dire che quando si scopre dopo sul momento, diciamo, di emozione, di sensibilità che tu ci hai descritto io zidello, c'è un momento in cui si arriva a E tavola. bella sicura, ogni volta c'è un lavoro, c'è una spadazione di avola e ne manca solo non l'aspetto letterario, ma come hai detto innanzi, di una transdisciplinarità e la sfruttiamo in parecchi domini. Là, giusto appunto, possiamo valere con l'educazione morale e civica. D'accordo, Ecco. d'accordo.
di un lavoro di progetto. Dunque c'è parecchi aspetti, diciamo, Interessante. c'è una complessità Sì. tra, diciamo, l'aspetto solo letterario o spettacolare e poi dopo l'aspetto più, diciamo, di istruzione morale. Di costruzione di persona, di persone. di persona di domani che sarà, donc, un cittadino di domani, o di un cittadino domani sarà un uomo, donc proviamo a sviluppare tutto questo per via di differenti piste che noi dobbiamo adoperare per rendere più così l'attività, per rendere attrattive ogni attività. E come c'entra qui la specificità, diciamo, linguistica di Agorsica e di lingua corsa? Come si passa, voglio dire, su dialogo tra, diciamo, ciò che lo presenta un patrimonio orale e lo sfruttamento che la Nevagie a maestra? Cosa porta, diciamo, la doppia lingua corsa? Allora, Se la porta a qualcosa in più. apporta assai cose. Dunque, il fatto di mischiare lingua corsa con le leggende si sviluppano parecchie attività. L'attività mentale, l'attività linguaggio, l'attività linguistica e di noi l'attività di comunicazione e di socializzazione. Dunque, tutto questo è intrecciato e permette dunque di sviluppare per un meglio la doppia di lingua corsa e anche chi di deli ponere che la lingua corsa può essere adoperata in parecchi domini, in parecchie occasioni di vita. Facendo sempre alle con il lavoro di scuola e il lavoro di lavoro. Benissimo, che piacere. E allora non c'è che una vola di gubaccio? Allora, dispiace anche di udito, gubaccio. il gubaccio. Non solo il gobo udito, ma in più il suffisso un mettere. Ma per me in ogni cultura c'è sempre stato così gente che erano messi a penuccia da canto di betu a sua specificità fisica o mentale c'era sempre un scarto. Allora può darsi c'era da parte di parenti, di genitori per di dire una maniera di mettere in guarda di idee di far piano qua su c'è un rubaccio un ba mica qua là c'è la strega un tabigina mica di qua là c'è un lupo sono sempre state così a mente idee per pararsi di un certo pericolo mi penso e voi le leggende prima per un mondo di tedesco così come poi hai innanzi appena l'aspetto di abeura dire per pararsi di un pericolo mi penso. Allora, c'è una sola vola? Allora no, bella sicura in un nostro paese ci sono parecchie vole. Allora, oggi abbiamo presentato solo a vola di un gubaccio portoghese stata studiata in scuola, ma ci ne torna da redu e dunque c'è a vola di Arota, c'è a vola di Amaona, ce n'è assai da redu con Mulino di Nudi, un monumento assai importante in Bisquado. Donc c'è una vola di Nunantaque, c'è a vola di Lagula perché non la nostra bella piazza di Ubaese, a Piazza Noa, c'è una fontana che è la fontana di Lagula, che è stata messa nella piazza in servizio al XIX secolo. Donc Lagula Cigura da poi anni. D'accordo, d'accordo. Bon. Ah beh, tutto questo ci face sognare, ci face sperare che lui ci sarà un'epoca realizzazione nata questi progetti così. Rammentiamo che il progetto Passigliade in Corsica occupa tutto il territorio e che lo spicca differenti regioni, queste specificità, anche queste specificità linguistiche. E dunque
quando si tratterà di riunisce insieme, ci vorrà pensare di noi a bene, quando ci sono le particolarità linguistiche, forse a metterle appena in valore, senza esagerarle, perché non si tratta mica di giode i particolarismi linguistici, ma piuttosto va bene a distesa di abulinomia, che ne abbiamo inventato noi, che è una ricchezza. che è una ricchezza. So posso di due parole per compiere, per ringraziarvi di impegnarci dunque in questo bello progetto, per la scuola di un vero un lavoro di squadra e di un vero viaggio di se fianco a voi, di noi tengo a ringraziare all'ispezione, dunque l'ispettrice di Umorudione, di permetterci di lavorare in questo progetto e tutti i partenari, i colleghi, eccetera. Donc, vogliamo veramente ringraziare tutti i partenari. Benissimo, grazie anche a te, è un piacere tanto di lavorare in un progetto così largo e così aperto. A Beci A e beijo. alla prossima. A prossima.